Al Pallacicogna torna il massimo campionato di Serie A di calcio a 5, riprende il cammino casalingo della Cam Treviso che la settimana scorsa ha giocato la prima giornata a Catania, esordio stagionale con sconfitta per la compagine trevigiana sul campo dei campioni d'Italia. E invece la formazione di coach Roscia quest'oggi affronterà l'Active Network Futsal. Vedete le due formazioni già in campo, una ben ritrovati da Andrea Martucci che mi commenterà questo match tra la formazione allenata da Silvio Roscia e quella ospite di coach Massimiliano Monsignori. Andiamo a vedere subito quali che saranno i protagonisti di questo match, partita che inizierà con qualche minuto di anticipo. Comunque nella distinta dell'Active Network Futsal abbiamo la presenza di Broconcini, Ams, David, Bloch, Guilima, Lepadatu, Curri, Ferretti, Degan, Cesaroni, Grossi e la Medica. Per quanto riguarda invece la formazione di casa abbiamo Pietrangelo, Wolex, Del Gaudio, Sutton, Giappa, Fiore di guida Perazzetta, Uga, Sazzoni, Donin e Saccon. Gli arbitri di questo match sono Andrea Antonio Basili di Torino, il primo arbitro, il secondo arbitro Alessandro Cannizzaro di Ravenna, il crono affidato a Daniel Fiore di Castelfranco Veneto. Fotografie di rito prima di questo inizio di partita, maglia blu per la formazione di casa, maglia arancio-nera per quanto riguarda la formazione laziale. Eccola qui inquadrata con il fotografo della formazione della società del club di casa che sta inquadrando ora i giocatori. L'ok, quindi una fotoricordo per questo secondo match del campionato che è appena iniziato. Ancora tutto da scoprire quali saranno le formazioni che si daranno battaglia soprattutto per le prime 8 posizioni, quella dei playoff. Un campionato che dal punto di vista tattico, tecnico il livello si è alzato notevolmente, quindi oltre che a pensare alla playoff poi le squadre devono di conseguenza guardarsi anche alle spalle, perché ci sarà sempre di più da lottare, più il livello è alto più ci si deve guardare attorno per quella che è una classifica che potrebbe cambiare di volta in volta le prospettive delle formazioni che ne fanno parte. Il calcio d'inizio sarà data dalla formazione ospite, quindi vediamo che gli arbitri stanno attendendo l'ok, perché come vi dicevo abbiamo iniziato anche un qualche secondo prima questa partita. Infatti si dà l'avvio con questo subito tentativo, il pallone calciato in alto dalla formazione di casa con la rimessa in gioco che sarà affidata a Azza, ancora il numero 3 in possesso di palla, è costretto a tornare indietro dal proprio estremo difensore che avanza palla al piede. Grossi con sfera che finisce fuori dal campo, risultato che dopo questi primi secondi di gioco permane ancora sullo 0-0. Sacon con il tentativo di Sutton per Giappa, spalle alla porta il numero 12, il capitano della Came, lo smistamento per i compagni di squadra che sono costretti ad arretrare. Il pre-pressing alto da parte della formazione arancionera. Davi lascia che il pallone scorra fuori e quindi ci sarà il ritorno in possesso con Degan, il numero 13, che va a posizionare la palla nel punto indicato dall'arbitro e poi si riporta subito in avanti con il proprio portiere, con l'estremo difensore che avete visto usa portare in avanti il pallone quando è in possesso per cercare di liberare più giocatori all'interno della metacampo avversaria. Intanto c'è questa rimessa laterale ed eccolo qui ancora il numero 20, l'estremo difensore Grossi Perez, che cerca di dare la palla a Bloch, ma quest'ultimo viene fermato. Sutton, la triangolazione, ancora vediamo il pallone portato avanti verso Giappa e poi c'è il sinistro di Sacon con
il pallone che viene colpito con i pugni dal portiere avversario e messo in rimessa laterale. È lo stesso Sutton, pallone in mezzo per Saccone, il rimbalzo, ha cercato in qualche modo di vedere se poteva colpirlo di testa dopo che la sfera aveva rimbalzato sul parquet qui del Palacicogna. Il numero 10 sul tentativo dell'inquadrato dalla nostra regia Saccone, ma non è riuscita questa sortita. Tanto l'arbitro fa proseguire, pallone tra i piedi di Enrico Donin, uno dei giocatori nuovi, dei volti nuovi da parte della formazione allenata da Silvio Rocha. Giappa addomestica il pallone con la suola, poi lo dà indietro per Donin, dall'altra parte attenzione Saccone, e palla che rallentata arriva tra le mani di Grossi Perez, e quindi poi c'è il rinvio immediato subito per velocizzare l'azione dell'Active Network Futsal. Non riesce questa sortita e dopo quasi 2 minuti di gioco il risultato permane sullo 0-0 con il rinvio, Lalla che arriva troppo alta dalle parti di Giappa, con il capitano Davi che la concede al proprio compagno Degan, che sarà lui a calciare di sinistro in avanti. Niente da fare, non è riuscito Bloch ad entrare in possesso della palla, il numero 6, e quindi si riprende il gioco con il portiere Fior, palla che finisce dall'altra parte, ma anche in questo caso i giocatori avanzanti della formazione della Cameno non sono riusciti a gestire questo pallone a loro disposizione, e si riprende nella fase difensiva della propria tre quarti, dalla propria area di rigore riparte l'Active Network. La puntata, niente da fare, ancora non si capiscono i giocatori, gli applausi comunque del numero 13 Degan nei riguardi del proprio portiere. E ora il tiro, il sinistro, il fendente di Enrico Donin, classe 1998, pallone che si alza sopra la traversa. Scampato pericolo per gli ospiti che ora si ripropongono in avanti, lottano Donin con Bloch, poi la palla è dall'altra parte, cerca il pressing, tutto regolare, l'arbitro non ha fischiato nonostante il numero 3 Amazza fosse caduto a terra, quindi giudicato in una maniera positiva l'azione di pressing da parte degli arbitri. Donin, Sutton, ancora il numero 22 preso in contropiede, attenzione perché c'è il tiro e la parata decisiva su questo tentativo di Bloch centrale, la parata da parte dell'estremo difensore della Came, primo tentativo vero e proprio verso la porta avversaria da parte dell'Active Network, che ci riprova, guadagna anche un corner, l'ultima deviazione da parte di Saccone sul tentativo del numero 3 Amza, che ora ha la possibilità di rimettere in gioco. Siamo giunti al terzo minuto e 9 secondi sono passati, quindi fase ancora iniziale di questa partita. Pallone in mezzo, Davi, la risposta di Saccone che si era posizionato all'interno della propria area di rigore, la deviazione Amza, il piatto destro per numero 13 Degan, ancora Bloch guarda la situazione, poi da Davi, il capitano sulla destra per il numero 6 Bloch. Il passaggio prima era per Amza, comunque sia la possibilità di rimanere in zona d'attacco da parte dell'Active Network, e il destro e praticamente ancora un tiro centrale all'ottima posizione del portiere con la maglia numero 13 Fior, che ora si va a posizionare vicino al primo palo, stretto nelle maglie, il colpo di petto a chiudere la traiettoria Alex con il brasiliano, anche lui
neo acquisto della Kame, diciamo di questa sessione estiva di mercato. E quindi vediamo ora il pallone dove è andato a finire, lo cerca l'arbitro, eccolo qui che arriva. Alex, il sinistro per Giappa, brasiliano per l'altro brasiliano, parte il mancino, fa la barba al palo alla destra della porta forse c'è stata anche una deviazione, infatti l'arbitro decide che si riprenderà con un corner che sarà battuto dalla parte della sinistra rispetto alla fronte d'attacco della compagine bianco-blu. Le indicazioni di Sutton: si porta in avanti Giappa, viene liberato con una mossa intelligente Alex, però il sinistro del giocatore brasiliano finisce sul fondo. Pallone recuperato nuovamente immediatamente dalla Kame. Sta per scoccare la conclusione dei primi 4 minuti di gioco, 16 quindi al termine del primo tempo, risultato che è ancora sullo 0-0. Attenzione perché c'è la possibilità da parte della formazione ospite di portarsi in vantaggio, e la risposta al primo tentativo di block l'ha data Alex. Azioni pericolose sia da una parte che dall'altra, partita molto interessante di testa, l'uscita dalla propria area di rigore, il colpo in anticipo di Alessandro Fior su Degan, che si era portato al limite dell'area di rigore per cercare di anticipare il portiere avversario. Altro angolo, anzi rimessa laterale, palla indietro per David. Vediamo se prova il tiro, no, ancora per Degan, poi non riesce più a toccare il pallone, non trova la sfera con il piede il numero 13 arancio-nero, e quindi si riparte con il possesso di palla da parte della Kame con Giappa Alex, ancora per Sutton, circolazione di palla della formazione bianco-blu con Sacon, Alex, pallone alzato, troppo a cambiare versante d'attacco per quanto riguarda la possibilità di Sutton, che dà comunque il cenno di ok al proprio compagno. Cesaroni, entra in campo il numero 19 per quanto riguarda Cesaroni, un buon impatto di questo campionato. Infatti nonostante la sconfitta contro il Felde Elboli per 3-2, le due marcature sono state realizzate appunto dal numero 19, classe 1991. Giappa, parte il tiro, rete, e la sblocca il capitano della Kame, che se n'è andato via sul filo del fallo laterale. Ci sono le proteste della panchina, l'arbitro ha fatto proseguire l'interno destro vincente della Kame, e quindi punteggio che varia qui alla Palacicogna. A 15:15 dal termine del primo tempo la realizzazione di Giappa, e quindi la marcatura, si tratta della seconda marcatura nel 4-2. Anche il brasiliano aveva segnato sul campo della Meta Catania. Continuano le proteste da parte della formazione ospite, evidentemente perché aveva ritenuto irregolare l'azione da parte del capitano bianco-blu, che comunque poi ha proseguito, non ha sentito alcun fischio, e con il portiere in uscita a mezza via ha insaccato il pallone alle spalle appunto dell'estremo difensore. Intanto cerca la ripartenza subito immediata Alex, viene concesso con il braccio verso l'attacco il pallone ancora alla Kame. Di guida Loris di guida per Giappa, di tacco Alex, il diagonale, ci deve mettere le due mani Grossi Perez per evitare che il pallone si insacchi per la seconda volta nella propria porta. Rivediamo il mancino, gli applausi da parte della panchina. Ancora Alex, e l'esterno del palo colpito, eccolo qui, rivediamo dal replay la coordinazione d'esterno, e infatti ha toccato il palo. Deve forse intervenire qualcuno ad asciugare il parquet, l'arbitro va a verificare la situazione, dice che è tutto ok. 14:34 al termine del primo tempo, con il risultato che è stato
sbloccato qualche minuto fa con il gol di Giappa e cerca nuovamente la Kame di rimanere in zona d'attacco con Azzoni, anche lui è entrato in partita in questi primi minuti di gioco, il giocatore con la maglia numero 20, inquadrato dalla nostra regia, che si è andato a posizionare dall'altra parte rispetto al punto in cui era stato rimesso in gioco il pallone da Walex, con la palla che finisce fuori. Eccolo qui, giocatore brasiliano che sta scoprendo man mano il sistema di gioco di quel inquadrato Silvio Rocha, che non sa a chi cedere il pallone. L'arbitro dice che lo deve fare Loris Di Guito, almeno comunque sbagliato il passaggio. Attenzione, perché c'è la possibilità di Cesaroni di portarsi in posizione d'attacco in maniera pericolosa, ma il numero 19 vede il proprio tentativo ribattuto sul fondo, e quindi angolo. Palla per Cesaroni, il sinistro, libero il numero 11 Ferretti parte il destro, sul secondo palo era pronto un proprio compagno, nella fattispecie il numero 10 Curri. Diverse sostituzioni dopo il vantaggio della Kame impartite dal tecnico della squadra ospite Massimiliano Monsignori, e riprende ora il gioco. Ora chiaramente l'Active Network deve cercare in qualche modo di pressare maggiormente, così come ha fatto in questo caso, per provare a recuperare immediatamente il pallone per andare diretto verso la porta della Kame, per cercare di pareggiare questa partita che vede appunto la formazione ospite iniziare in salita questa trasferta qui in terra veneta contro la Kame Treviso al Palaciconia, nella località di Ponzano Veneto, a qualche chilometro a nord di Treviso per la precisione. Arancioneri che cercano con Ferretti, e poi la chiusura, era tornato indietro del Gaudio, si è trovato proprio nel momento giusto, al punto giusto per anticipare l'avversario. Ancora in fase difensiva la formazione arancionera, che deve attendere questo fraseggio della Kame, che viene portato avanti dal Gaudio con Di Guida. Palla recuperata ora da Cesaroni. Ferretti prova a dare il là a questa azione d'attacco, ancora con Ferretti. Cesaroni sicuramente uno degli uomini più pericolosi, si allunga troppo il pallone, il numero 19 che si dispera. Arrivano comunque gli applausi da parte della propria panchina. Risultato ancora di 1-0 con il gol di Giappa realizzato al quinto minuto di gioco. Del Gaudio, Alex Azzoni, gli viene rubato il pallone, c'è anche la medica che giostra questa palla, poi allargata sulla destra per Curri. La medica, attenzione, la possibilità, però poi non trova più il pallone, il numero 23 si dispera cadendo a terra, però c'è stata l'ultima deviazione, per sua fortuna, di un giocatore della Kame, e quindi ha la possibilità di rimanere in zona d'attacco. Ci riprova ancora, attenzione perché Del Gaudio va a scippare il pallone. Azzoni, Del Gaudio, ancora per Del Gaudio, Alex tu per tu con Ferretti, cerca di far perseguire sulla banda Del Gaudio, poi pallone troppo lungo, si dispera Alex e nulla di fatto con le mani. La ripartenza per la medica, il pallone giostrato da Ferretti, ancora la medica. Intanto c'è un fallo, si fa proseguire per la norma del vantaggio, probabilmente poi ci sarà un'annotazione di un fallo. Sino ad ora il tabellone mostra 0 falli per parte, quindi
decisamente tranquilla la partita dal punto di vista dell'intervento arbitrale. Del Gaudio, Loris di guida, ancora Del Gaudio sulla sinistra per Wolex, in avanti in posizione di pivot c'è Azzoni, controllato da Ferretti, porta avanti il pallone Del Gaudio, il tocco per Wolex, cerca lo spiraglio giusto per servire in mezzo qualcuno, porta avanti con la punta, palla che viene recuperata immediatamente da Curri che si riversa in avanti, poi c'è questo fallo. L'arbitro interviene per questo intervento falloso. Un fallo contro quello precedente e poi un altro, quello attuale, e quindi di colpo si passa da 0 a 2 falli segnalati per quanto riguarda la Kame. Stiamo andando verso la conclusione della prima parte della prima frazione di gioco, con questo tentativo di cambio da parte di guida Davi per la possibilità da parte della... Attenzione, il pallonetto e la traversa clamorosa, sfortuna da parte dell'Active Network con Lepadatu, e quindi il numero 8. È stato davvero sfortunato il tocco, l'avete rivisto nel replay, e quindi un sospiro di sollievo invece visto dalla Kame, che il pallone non sia entrato, e cerca subito di riportarsi in avanti Enrico Donin. Comunque clamoroso il tentativo, non riuscito su questo pallonetto, e intanto c'è Giappa che calcia proprio sul corpo di Lepadatu, che si è avvicinato notevolmente alla marcatura e quindi al pareggio. Il giocatore col numero 8 che ora vedete davanti cercare di pressare, pallone che non è sfruttato da Giappa. Rilancio subito, una telefonata tutta tranquilla per il portiere della Kame, che subito lancia in avanti Giappa, è costretto ad uscire dall'area di rigore, ed ora c'è la ripartenza dell'Active Network con Lepadatu che riprova ancora la chiusura della difesa della Kame. Bella partita da una parte e dall'altra. Subito il tentativo, la risposta di Fior, e il tentativo nuovamente da parte di Degan, sfortunata ancora una volta la formazione dell'Active Network Futsal, che si è avvicinata notevolmente alla rete del pareggio. Ancora il mancino di Nicola Degan, fase positiva dobbiamo dirlo per la squadra ospite, per la formazione laziale, che dopo aver subito il gol, soprattutto in questi ultimi minuti, ha collezionato diverse occasioni per riportare il risultato in parità. Pallone che finisce fuori. Si riprende con Donin, rilancio lungo per Giappa, Davi lo anticipa, mette a terra il pallone Degan, ma ora è Giappa che allarga sulla destra per Sutton. L'ultimo tocco di un giocatore dell'Active Network, Lepadatu, che ora fa da primo schermo, diciamo, a questa rimessa laterale. Giappa, Sutton, parte il destro, è proprio sempre il numero 8 nei pressi che non fa passare, non fa filtrare il pallone. Viene messo a terra, palla per Giappa, 2 uomini su di lui, mette in mezzo ma non c'era alcun compagno di squadra pronto a sfruttare questa opportunità da parte confezionata da parte di Giappa, che ora è in posizione centrale. Siamo a 8 minuti e 40 dal termine del primo tempo, con il risultato
che vede la formazione di casa in vantaggio per 1-0 proprio col giocatore che è in possesso di palla, vale a dire Giapavira. Donin, lungo rilancio, mette a terra il pallone Giappa, vorrebbe forse un fallo di mano, dice la panchina, protesta, dice che c'era stato un tocco di mano da parte del giocatore che si era addomesticato con il petto la palla. Scaricata ora in mezzo da Sutton, Sacon torna indietro e vediamo che la lascia carambolare fuori. Donin, lo scarico all'indietro per Sacon, il pallone di ritorno per Donin, tutto regolare, no, c'è l'intervento dall'arbitro, ci impiega qualche secondo. Ci sono ancora le proteste da parte della panchina. 8-08. Donin lascia Wolex che prenderà una rincorsa molto lunga, praticamente all'altezza della metà campo, è quasi fuori dal campo. Ecco qui che rientra, parte il sinistro, il tiro, pallone che si alza dopo essere stato toccato dal portiere, ma la carambola favorisce proprio il giocatore. Intanto c'è Giappa, attenzione, Donin, la rete, pallone recuperato in velocità, servito da Giappa. Donin che trova il gol del 2-0. La rivediamo, pallone perso, recuperato da Giappa tutto solo. Donin ammortizza con il sinistro, appoggia col destro e la palla del 2-0 a 7:52 dal termine del primo tempo. E intanto c'è il time out. C'è l'Active Network che chiede il time out, quindi chiaramente dovrà andare a cercare a capire come andare a risolvere questa situazione di doppio svantaggio. La panchina della formazione ospite, che proprio nel momento in cui aveva cercato di riportarsi nel risultato di parità, nella fattispecie dell'1-1, ha subito colpevolmente dal punto di vista del sistema difensivo la seconda rete della Kame, con Donin lasciato troppo solo, più o meno nella stessa posizione dove ha calciato in precedenza, però con un'altra costruzione di gioco e di partenza dell'azione. Giappa sempre sul centro-sinistra, ancora una volta il portiere in uscita è stato infilato, questa volta con un pallone un po' più rasoterra. Si riprende il gioco, veloce questo time out. Si riparte. Ancora l'azione dell'Active Network, la prima dopo aver subito la rete del 2-0. Donin, la carambola che favorisce il numero 22 sul suo rinvio. Sutton per Sacon, Giappa, spalla alle porte, triangolazione non riuscita per l'intervento di Degana, che però porta avanti il pallone troppo con impeto e quindi se lo lascia sfuggire e consente alla formazione avversaria di rimettere in gioco questa possibilità, questa rimessa laterale. Donin mette a terra il pallone di sinistro, Donin, Davi cerca di portargli via il pallone, fa tutto questo tratto, attenzione, Giappa tutto solo, c'è la buona occasione per il tiro. Davi non controlla bene la palla e poi intanto ci sono le urla decise da parte della panchina, che non è assolutamente soddisfatta per quanto ha visto in questi ultimi minuti, in queste ultime sequenze di gioco da parte della sua squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo.
Donin calcia d'esterno sinistro completamente accicato. Il tiro del qui inquadrato numero 22. Mazza, poi rientra anche Bloch, se ne esce Guilima. Arrabbiato, batte con un pugno sulla panchina, non soddisfatto evidentemente di quello che è successo in campo David. Degan, Bloch, che ora viene servito. Hamza sulla sinistra, Bloch ora in posizione centrale, sulla destra vediamo Degan, ultimo giocatore che ora porta il pallone è Curry. Degan perde la palla, almeno per un attimo, riesce a tenerla l'Active Network, che ora deve rincorrere la Kame, che è in vantaggio per 2-0. Sembra aver sofferto un po' la doppia marcatura la squadra ospite, infatti continua il fraseggio da parte della Kame. La triangolazione è lunga, pallone immesso in mezzo, la chiusura di Sakon di Sutton per Sakon, e Sutton ancora questa iniziativa che viene chiusa. Cesaroni intanto rientra in campo. Ugas per Donin, numero 19 della Kame Treviso, a esattamente 6 minuti dal termine del primo tempo. Palla alta colpita al volo. Curry, Mazza, Curry, Mazza, ancora il tentativo, la sponda di Cesaroni, la chiusura di Sakon, aveva cercato di saltarlo questa fase d'attacco giocatore dell'Active Network. 5:35. Curry, la Veronica di Mazza, poi ancora il pallone sulla pressing portato avanti in maniera ottima da parte della formazione arancionera, che poi però sciupa questa opportunità, ritorna sul pallone, però ancora la squadra arancionera, ma non riesce a trovare lo spiraglio giusto. Azzoni in campo, Cesaroni, vediamo attenzione, c'è calcio di rigore, c'è il calcio di rigore, mi sembra che l'intervento sia stato dentro l'area di rigore, vedremo dal nostro replay, vediamo, al limite, siamo proprio al limite. Siamo proprio al limite, ma chiaramente sulla linea nera è rigore. Quindi calcio di rigore a 5 minuti e 02 sul punto di battuta. Abbiamo il capitano, vediamo se riesce l'Active Network Futsal ad accorciare le distanze dopo essere passata per aver subito due marcature della Kame. C'è questa possibilità della squadra dell'Active Network di andare ad accorciare le distanze. Vediamo in porta che è entrato Pietrangelo. David contro Pietrangelo, il destro e la parata di Pietrangelo. La parata di Pietrangelo che fa vedere tutta la sua classe. Il portiere del Giro della Nazionale, Pietrangelo, alza il pugno al cielo e riesce per la squadra di casa a mantenere il doppio vantaggio. Delusione invece per David, che va a finire in panchina. Un paio di botte sulle spalle al capitano e niente da fare.
un po' di sfortuna, un po' di bravura da parte dall'una e dall'altra parte, e comunque sia il risultato che rimane sul 2-0. È rientrato in campo nuovamente Fiora, però avete visto le capacità da parte del portiere. Intanto vedremo come dal punto di vista psicologico subirà questa opportunità sciupata l'Active Network. È ancora una partita molto lunga, quindi nulla assolutamente è perduto per l'Active Network, che ora cerca con Curry, parte direttamente il tiro. Avrebbe potuto forse fermarsi un po' ad aspettare l'aiuto in avanzamento da parte dei propri compagni. Tutto questo non è accaduto e quindi ha regalato il possesso nuovamente ai padroni di casa. 2 su Giappa, ora è Cesaroni, l'anticipo, pallone che arriva a 3 piedi di Giappa, lo scarico per Ugas, palla ancora per il numero 19, mette a terra la palla, cade a terra, è tutto regolare. Tutto regolare in questa situazione da parte degli arbitri quando mancano 4 minuti al termine della prima frazione di gioco. Il risultato vede la Kame in vantaggio per 2-0, Giappa e Donin i marcatori. Cesaroni troppo veloce questo pallone, sarebbe stato ottimo il palla verso il numero 19 se fosse stata un po' più lenta forse e un po' più precisa, non è riuscito a raggiungerla. Ugas all'indietro per Azzoni, Valex per Azzoni, Sutton sulla sinistra, in mezzo ancora Ugas, torna indietro, verticalizzazione per Azzoni che stava per anticipare l'altro numero 20 della partita, vale a dire Grossi Perez. Tiago Augusto, questo è il nome completo nella distinta che ci è stata fornita dalla società ospite. Caverzana e Mazza si erano allenati, però poi alla fine sono stati tolti dalla distinta, anche perché inizialmente appunto c'era una lista di 14 giocatori. Vediamo questa possibilità della Kame, Azzoni colpisce e colpisce anche forse il piede di povero Ferretti e poi pallone calciato altissimo da Valex. Il numero 7 torna all'interno della propria metà campo. Andiamo pian piano verso l'intervallo con le mani, cercare in velocità subito la zona d'attacco da parte della formazione dell'Active Network, la chiusura subito della difesa della squadra di Silvio Rocha. Sbagliato questo passaggio di Ferretti verso la medica, niente da fare. Azzoni di guida, Azzoni, Loris di guida, il sinistro per Ugas, Ugas cerca di andarsene via ma non è finito il campo, non riesce a saltare l'avversario senza portarsi fuori il pallone. Cesaroni pronto sulla linea mediana del campo a rimettere in gioco la propria squadra. Curry l'anticipo con il petto di guida, poi Valex si impossessa del pallone. Valex è stato contratto nel tiro da Ferretti e non gli ha permesso di calciare in maniera limpida verso la porta avversaria. Ancora lotta su questo pallone la medica, però il pallone è recuperato. Attenzione Valex! E il gol di Valex! E attenzione che si tratta della prima marcatura per Valex, che gioisce a 2:20 dal termine del primo tempo. Rivediamo Ugas
poi lascia a terra con una finta il portiere avversario, appoggia il pallone sull'interno del secondo palo e va a realizzare il 3-0. L'uscita di Fior con gli applausi del pubblico di casa. Siamo passati da una situazione potenziale di 2-1 sul calcio di rigore parato da Pietrangelo sul tentativo di Davi e in pochi minuti siamo sul 3-0. Un primo tempo nel quale sicuramente l'Active Network ha avuto qualche occasione, oltre ovviamente al rigore fallito, per andare a segno, ma sino ad ora non c'è riuscito, anche per la bravura della difesa, ma in particolare del portiere Alessandro Fior, classe 2001. 1,50. Vediamo se in qualche modo la squadra ospite riuscirà ad accorciare le distanze, e ancora una volta ci sarebbe stata la possibilità con il colpo di testa di La Medica. Sfortunato ha trovato ancora il portiere avversario, è sfortuna o comunque bravura, mettetela come volete voi, da parte del portiere della Kame, che si è trovato il pallone. Vedremo se ci sarà la possibilità di vedere il replay di questa ghiotta occasione a favore del quintetto arancio-nero, che ora si deve difendere con questa iniziativa di Ucas. Parte il destro che si alza sopra la traversa, gli applausi qui del pubblico del Palacicano. Eccolo qui, rivediamo, tutto solo, colpo di testa e ha colpito il corpo. Ha colpito un po' troppo verso destra invece di piazzarlo verso sinistra. Ha trovato piazzato il portiere della Kame, e quindi il risultato che non è favorevole dal punto di vista di quello che è la situazione finale dell'azione all'Active Network. Tanto attenzione che abbiamo visto arrivare quasi il pallone calciato. 65 secondi al termine del primo tempo. Perazzetta, ecco anche lui in campo, il numero 17, il giovane giocatore classe 2005, Perazzetta. Saccona, in qualche modo arriva la palla al numero 89, Valex, Giappa, perde il pallone Giappa, ma il rimpallo lo favorisce, poi ci mette tutta la sua volontà Gianluca Ferretti per provare a rendere la vita difficile in questa circolazione di palla da parte della Kame, ma ogni volta i rimpalli favoriscono i trevigiani. Giappa, Valex, bellissimo questa azione di Valex, che poi trova il palo, e è il secondo palo colpito da Valex. La chiusura da parte della difesa, le proteste, e intanto si chiude qui il primo tempo. Rivediamo la bellissima azione di Valex che colpisce il palo alla destra del portiere, ormai già abbattuto. Giappa, Donin e Valex, questi i tre giocatori autori delle tre reti del 3-0, con il quale la partita tra Kame Treviso e Active Network Futsal va al riposo. A sentirci ad inizio ripresa.
Nuovamente collegati con il Palacicogna, siamo durante l'intervallo del match tra la formazione di casa del Came Treviso e gli ospiti dell'Active Network Futsal. Abbiamo la possibilità di rivedere le azioni più importanti di questo primo tempo, in particolare vediamo la marcatura di Giappa per l'1-0 con le proteste della panchina ospite, perché forse il pallone era uscito, poi il raddoppio con Donin e vediamo anche il calcio di rigore sbagliato, vediamo il piede di Pietrangelo come evita che il pallone si insacchi proprio su quell'angolino e successivamente la terza marcatura della Came con questa bella azione, la solata che porta via il portiere, la possibilità di un intervento, e Alex va a realizzare il 3-0. È stata una partita nella quale l'Active forse, anzi sicuramente avrebbe potuto segnare almeno un gol, tanto il divario di 3-0, però come succede spesso nello sport bisogna riuscire comunque sia a mettere il pallone nella rete avversaria per far gol, e quindi finché non si riesce a farlo non si riesce ad ottenere il risultato sperato. Vediamo che l'Active Network è già da qualche minuto all'interno del parquet del Palacicogna in attesa che anche la Came rientri dagli spogliatoi. Vediamo che si sono dati appena adesso il 5 Donin e Sutton, due degli autori delle tre reti, con Silvio Rocha che sta dando indicazioni nel frattempo a Sacon. Qui inquadrato Azzoni con proprio in primo piano, lo avete visto, il tecnico della formazione bianco-blu. Dovremmo esserci quasi tutto pronto per la ripresa del match sul risultato di 3-0. 20 minuti, vedremo cosa riuscirà a fare l'Active Network, se riuscirà ad perlomeno all'inizio di questa ripresa ad accorciare le distanze. Si abbassa la musica e ora a farla, ad orchestrare la partita sono i giocatori della Came, con Giappa che ha già dato l'ottima possibilità, un ottimo assist per Sacon per andare subito immediatamente nuovamente in marcatura. Poi vediamo con sto tentativo di block che viene fermato dalla difesa della formazione di casa, quindi Came che si è resa immediatamente pericolosa, si è avvicinata subito alla realizzazione della quarta marcatura. Può giocare con maggiore tranquillità dal punto di vista psicologico ovviamente la formazione della Came, che vede ora, osserva dal punto di vista difensivo a questo tentativo di lancio verso block. Il numero 6 non riesce a colpire di testa il pallone che finisce sul fondo. Fiorin, uno dei giocatori importanti di questa partita, si è fatto vedere in 2 o 3 occasioni, anche in una delle ultime delle azioni del primo tempo sul colpo di testa di La Medica, che da 2 passi si è ritrovato il portiere in grado di togliergli la gioia della marcatura in questo match. Un po' di confusione per quanto riguarda l'Active Network, che ridà a gratis il pallone alla formazione bianco-blu. Donin perde il controllo della palla, quindi si riversa in avanti nuovamente l'Active Network con il tentativo di portare il pallone sul secondo palo. Giappa, la ripartenza, è libero sulla sinistra Sutton, il numero 10 prova a calciare, ribattuto, rincorsa la palla da Saccona, subito in verticali, con ottima verticalità per Giappa. Donin salta ancora Degan, poi Giappa, ottima questa azione, pallone ancora che è valido, è andato via veramente in pochissimi centimetri vicino alla riga della rimessa laterale. Giappa che ci pare in questo inizio di stagione sicuramente in forma,
il giocatore brasiliano che ormai è da diversi anni che veste la maglia bianco-blu. Donin, parte il tiro, la chiusura con il corpo da parte di Dovi che non fa filtrare il pallone, l'ha rimessa in gioco quindi da parte della squadra di casa, con Sutton in mezzo per Giappa. Forse c'è stata una deviazione della difesa ospite e quindi dall'altra parte la rimessa laterale di Sutton. Si fa vedere Giappa, ancora Sacon non riesce a tenere il pallone tra le mani e gli sfugge a Grossi Perez e quindi regalano una nuova occasione d'attacco. Rimane in attacco la squadra di Silvio Roscia. Donin fa rimbalzare il pallone e poi il tentativo non riuscito anche grazie alla fase difensiva di Nicola Degan. Mancano 18 minuti e 16 secondi al termine del match. 3-0 il risultato. Giappa, Donin, Walex i marcatori di questa partita sino ad ora. Vedremo se il risultato dal punto di vista dei gol verrà incrementato sia dall'una che dall'altra. Vediamo se soprattutto l'Active Network riuscirà a sbloccare il suo 0 nell'attuale situazione di risultato. Ci prova ora con Bloch che si è girato molto bene, ma ancora una volta la ottima difesa. Rivediamo Davi per Bloch che si gira ed è stato Sacon che con il piede non ha permesso alla palla di andare verso la porta che difende. Davi di balzo il rasoterra che finisce sul fondo, ma c'è stata una deviazione nuovamente per Mazza. Altro tiro di Davi con il corpo, la chiusura del capitano che controlla la scivolosità del punto in cui è caduto. Vediamo se c'è necessità che arrivi una palla dal crono Daniel Fiore di Castelfranco Veneto e c'è la possibilità di rimettere in gioco il pallone di Amza, il sinistro di Degan. Un tiro passaggio del numero 13, difesa della Kame, attacco del Davi e pallone che dà la sensazione che sia finito in porta, in realtà è nella parte sotto. Intanto rilancio, pallone che finisce dall'altra parte, una spinta forse su Bloch. Continuano le proteste da parte della panchina dell'Active Network. Nulla di fatto, sono passati 2 minuti e mezzo con Davi che ora si ripropone in avanti, palla buona, ottima per Amsa che la calcia alta. Rivediamo, tutto libero il giocatore numero 3, però colpisce malissimo il pallone. Avrebbe dovuto trovare maggiore concentrazione per calciare almeno all'interno dello specchio della porta, non c'è riuscito. Sacon indietro ancora per Donin. Donin prova con il sinistro a servire Giappa, solita lotta, su di lui c'è Curry. Sutton, Sacon, Donin cerca di prendere altri giocatori del Active Network, ma escono molto bene. Sentite gli applausi della panchina della Kame che sottolineano questa capacità di palleggio da parte dei propri compagni. Donin, ottimo, si trovano molto bene i giocatori della Kame. Donin, la respinta con i piedi, dall'altra parte un pallone messo in mezzo dal numero 6 Bloch. Applausi, perché avete visto in precedenza come la Kame si è riuscita con una serie di tocchi di prima poi a sganciare in avanti la possibilità di qualcuno che andasse
verso decisamente in maniera pericolosa verso la porta avversaria. Intanto il pallone perso da Sacon, da dietro l'intervento di Del Gaudio su block e angolo. 3 minuti e 51 secondi dall'inizio di questa ripresa, il risultato che non si è aggiornato, è rimasto sul 3-0 come al termine del primo tempo. Chiedono le distanze, parte il sinistro da parte di Curri, all'indietro per il proprio portiere, laterale verso Cesaroni, Curri, vediamo Sutton che blocca, intanto il colpo di testa pericoloso di Curri sotto porta, ma ancora una volta non riesce, rivediamo, a trovare lo specchio della porta. Eccolo qui, anzi più che un colpo di testa è stato un colpo di petto, però le azioni sono state anche costruite dall'Active Network. Quello che manca è un po' la capacità di andare a colpire in maniera decisa e a trovare il gol. Hamza, verticalità, capisce tutto di guida, poi il pallone forse toccato da Cesaroni e infatti è così. C'è stato l'ultimo tocco da parte del numero 19, rientra nel frattempo Ferretti, lo avete visto di sfuggita inquadrato dalla nostra telecamera che è a bordo campo. Del Gaudio, parte il tiro, la respinta, vediamo se riesce a ripartire la formazione ospite con Ferretti. Bello questo pallone, poi un rimbalzo che favorisce la Cam per un attimo, che comunque riesce a rimandare all'indietro gli avversari con Ferretti. La medica si era fatto vedere, viene servito invece il portiere che avanza, Cesaroni per Ferretti. Ferretti ancora cerca questa specie di superiorità numerica. Cesaroni, è stato ottimo l'intervento sul primo palo di Fiora perché era in agguato sul secondo. La medica e questa volta riesce ad accorciare le distanze e dopo vari tentativi la medica riesce a metterla dentro la porta della Came ed eccola qui, tutto solo a 14:43 dalla conclusione del match. Aveva vi fatto vedere già 2 o 3 azioni molto pericolose e ancora Cesaroni, il tentativo di Curri, partita che si riaccende in questo istante con l'Active Network che dopo aver accorciato le distanze ha cercato immediatamente di farlo ulteriormente. Curri, pallone che si alza, fase favorevole all'Active Network che è capace di segnare, come abbiamo visto nella precedente partita, gol ravvicinati. La cosa particolare sottolineare come le marcature del 3-2 contro la Fede Eboli sono state realizzate una a seguito all'altra tra il quinto e il settimo minuto del secondo tempo, cosa molto strana. 5 gol in praticamente pochi minuti e tutti condensati, tutti accumulati nell'intorno del sesto minuto. Intanto vediamo questa possibilità nuovamente di possesso di palla da parte dell'Active Network che ci crede, ci deve credere, perché siamo ancora a 14 minuti e 23 al termine della partita, il risultato di 3-1. Si sono riaperte un po' le speranze per la formazione ospite in questi minuti. Vedremo quale sarà la risposta della Came che ha rialzato subito il proprio baricentro, almeno per quanto riguarda il discorso del pressing. Intanto il primo fallo e il tiro di Cesaroni, ancora si fa vedere Fior, Ugas e la risposta
della Came con Ferretti che ferma il tiro di Del Gaudio. È partita che si è riaperta all'improvviso a 13:48 dal termine del match, il risultato di 3-1 Del Gaudio. Il tiro è ancora Ferretti che ci mette il piede e rimanda tutti dall'altra parte. Sutton al posto di Ugas, Sutton, Azzoni, Di Guida e Del Gaudio. Questi 4 giocatori di movimento da parte della formazione della Came, attualmente in campo, con Ferretti che pressa con Cesaroni e poi la Medica assieme al numero 10 Curri. Questi invece i 4 giocatori di movimento da parte della formazione dell'Active Network Futsal, con la rimessa in gioco per Ferretti. Ha cercato l'anticipo del Gaudio, pallone che carambola in rimesso laterale. 13:32. Pallone rilanciato col Del Gaudio, messo a terra Del Gaudio si allarga e poi c'è un tocco che sembrava fosse stato l'ultimo giocatore della Came a aver toccato il pallone. L'arbitro non è d'accordo e assegna la rimessa laterale nella metà campo avversaria per la Came. Del Gaudio Di Guida. L'esterno destro in appoggio per il proprio portiere della Came. Pallone che si alza, finisce fuori. Partita che si è riaperta, come dicevo, con il gol dell'Active Network, anche perché insomma se ci sarà possibilità l'Active Network certamente metterà il portiere di movimento. È un risultato ancora che permette di pensare in positivo per i ragazzi in maglia arancionera. Giappa sfiora solo il pallone. Entrambe le formazioni ovviamente sono a 0 punti attualmente in classifica. Una vittoria per l'una o per l'altra significherebbe dare un po' di gioia all'ambiente, il supporto della dirigenza. Una seconda sconfitta consecutiva dopo le prime 2 partite di campionato potrebbero un po' abbattere un po' i giocatori. Davì, pallone che finisce fuori. Il capitano ha sulla coscienza, tra virgolette, il fatto di aver sbagliato il rigore del possibile 2-1. Ora vediamo Azzoni, parte il tiro con i pugni, la risposta. Cesaroni si ferma, vediamo se prova a servire ed è costretto a tornare indietro per la Medica. Cesaroni porta avanti il pallone, scambia per la Medica per Davì, parte il tiro, si alza. Il capitano non trova la via giusta, rientra in campo Bloch al posto di la Medica. Di Guida Azzoni. Azzoni sulla banda, trova Giappa non riesce a colpire bene perché in mezzo a 3 avversari. Palla recuperata da Di Guida, Giappa, Sutton, Di Guida per Giappa che non riesce ad arpionare la sfera e gli sfugge e va a finire in rimessa laterale. 11:45 al termine di questa partita. Prima partita in casa di questa stagione da parte della Came. Ricordiamo che il prossimo turno si giocherà il 2 novembre. L'Active Network Futsal ospiterà il Pirossigeno Cosenza e poi invece la Came Treviso sarà
sul campo del Vitulano Drugstore Manfredonia. E pallone filtrante pericoloso visto all'ultimo da Fior sul tiro di Cesaroni. Da questa rimessa laterale il sinistro che stava per dare qualche problema al portiere della Came. Davì, un diagonale alto abbastanza difficile per il capitano. Rilancio lungo, colpo di testa del portiere Grossi Perez. Dall'altra parte un passaggio praticamente gratis di Sutton con la conclusione di Cesaroni. Sutton la stava per commettere, eccolo qui, vedete la conclusione poi finale di Cesaroni. Donin, la rimessa in gioco a favore dell'Active Network per l'ultimo tocco da parte del numero 22. Portiere che porta avanti il pallone. Davì, salta Donin, Davì va sul fondo, tiro cross troppo alto per il compagno di squadra che si era portato in avanti, vale a dire il numero 8 Lepadatu, che aveva avuto anche un'ottima occasione durante il primo tempo. Si riparte con Davì. Serie di passaggi, l'intervento di Giappa. Ancora la possibilità da parte dell'Active Network di mantenere il possesso, a provare a vedere se riesce a costruire qualche cosa. Più ci si avvicina verso la fine, più penso ci sarà la possibilità, se il risultato non dovesse cambiare, vedere il portiere di movimento della formazione ospite. Per ora c'è tutta la possibilità di accorciare nuovamente le distanze, appena detto, però ancora una volta Bloch non riesce a trovare la porta. Eccolo qui il suo destro, troppo largo il tiro del numero 6 che si dispera. Giappa lascia scorrere il pallone sotto il controllo di Davì. Si riparte. Davì, Giappa non riesce a tenere il pallone in gioco e si riprenderà con la rimessa laterale di Lepadatu. George, pallone che rimane tra i piedi dei giocatori della formazione ospite, ma viene recuperato immediatamente dalla Came con Giappa, Sacon, Donin, Sutton. Sbaglia il passaggio Sutton, intanto c'è un giocatore che cade a terra, l'arbitro fa proseguire, Lepadatu calcia sulla parte esterna del pallone, ci sono le proteste. Tanto vediamo che Sutton viene richiamato in panchina perché non è il primo sbaglio che fa in questo secondo tempo. Un po' di stanchezza, di imprecisione per Sutton, il mancino che finisce al lato, calciato dal numero 13 Degan. Siamo a 9 minuti e 21 secondi dal termine del match. Ecco qui che deve arrivare qualcuno che asciughi il parquet. Tanto vengono recuperati 2 palloni e rimessi. Comunque falli dobbiamo dire che veramente se ne sono visti pochi in questa partita, non che vogliamo vederne tanti, però comunque un buon arbitraggio, diciamo, anche se magari la formazione ospite ha da ridire qualcosa su qualche scelta arbitrale. Attenzione perché forse c'è un fallo di mano di Donin, le proteste di Bloch, si è alzata tutta la panchina e qui a questo punto mi rivolgo alla regia per vedere che cosa è successo. Noi abbiamo la possibilità di rivedere
Vediamo. E sul braccio va a finire. Sul braccio, vista così, sul braccio va a finire. Diciamo che in questo caso qui mi è sembrato di vedere nettamente il braccio e quindi diciamo che non era larghissimo, però il tocco di braccio c'è stato. Quindi questa è stata la decisione da parte degli arbitri. Ricordiamo, il primo arbitro è Andrea Antonio Basile di Torino, il secondo Alessandro Canizzaro di Ravenna. Noi abbiamo la possibilità di rivedere con il replay, poi chiaramente chi è da casa avrà possibilità poi alla fine della partita a rivederselo quante volte vuole l'azione, perché chiaramente al di là della diretta che trasmettiamo sui canali della divisione calcio a 5, ecco qua, rivediamo. Sì, il braccio sicuramente c'è, ci sono le proteste da parte di Bloch. Comunque sia, la decisione da parte degli arbitri è stata presa, hanno deciso di far proseguire il gioco. Il risultato a 8 minuti e 33 è ancora sul 3-1. In questa ripresa abbiamo visto soltanto una rete, quella realizzata dalla Medica 14 e 43 secondi dal termine del match. Primo tempo concluso quindi sul 3-0. Azione di Guilima di guida dall'altra parte, pallone recuperato, non è mantenuto all'interno del rettangolo di gioco. Ugas deve concedere il pallone agli avversari che possono ripartire. Ecco qui, adesso praticamente il portiere può giocare come se fosse un giocatore di movimento supplementare. E palla che è finita fuori del Gaudio. Eccolo qui, viene servito lo stop con il mancino, il pallone all'indietro per Sutton, Sacon, Sutton, una Veronica per liberarsi dall'avversario, poi il rilancio di guida per Del Gaudio, mette a terra il pallone, ottima questa chiusura, se non vado errato, di Hamza, e poi è fermato da Del Gaudio. Attenzione che ci sono le proteste, ha rischiato il doppio cartellino giallo, lo richiama subito Roscia, lo vuole fuori per non avere problemi, allarga le braccia Silvio Roscia, capendo che insomma il comportamento del proprio giocatore non è stato dei più positivi. Mazza messo a terra da Sutton sotto lo sguardo attento dell'arbitro vicino alla panchina della Came. Guilima, il calcio di punizione a favore dell'Active Network, che sicuramente sta giocando molto bene questa parte del match alla ricerca di accorciare ancora di più le distanze. Came che ci appare in difficoltà con la Medica che porta avanti il pallone sull'auto di sinistra, cambia il gioco con Cesaroni, Cesaroni si accentra, poi decide di sterzare, ancora Cesaroni, palla in mezzo, attenzione per ancora il tentativo, ancora le proteste della panchina per un altro presunto fallo di mano di guida, e a questo punto vediamo se ancora una volta abbiamo la possibilità. Allora Cesaroni per la Mazza, il pallone era
il pallone ha toccato il braccio, ma bisogna vedere se era dentro l'area di rigore, non mi pare. Comunque c'erano le proteste da parte della panchina. 6 minuti e 45 al termine del match, con Amazza, pallone calciato avanti per un passaggio verso Guilima, ma la palla è uscita. Lancio lungo, il colpo di testa, ancora la Medica. Mazza, la chiusura su Guilima da parte di Loris Di Guida, che lascia il campo e concede lo spazio a Donin. Vediamo Giappa, cade a terra, pallone per Sutton, Azzoni, Donin porta avanti il pallone, poi tenta il tiro. Gli applausi del pubblico presente questa sera alla Pala Cicogna, con pallone fuori. Sacon per Giappa è bravo a mantenere il pallone, poi se lo fa sfuggire Donin. Ritorna in possesso Giappa, cerca di farlo proseguire in velocità per Sacon, anticipato da Amazza. Davì, Amazza, largo sulla destra per Cesaroni, che ormai si è posizionato da diverso tempo da quella parte lì. L'anticipo di Sacon su Amazza, che si dispera al numero 3. 5 minuti e 25. Ecco qui che viene chiesto il time out appena il pallone uscirà. Ci sarà la possibilità del time out. Amazza, quindi probabilmente viene chiesto il time out per andare ad analizzare, no? Quella che è la situazione nei minuti finali. Il destro a giro, che però più di tanto a giro non c'è, di Davì. Chiaramente ci sarà la possibilità di chiamare il time out quando il pallone sarà a favore della formazione ospite. 5 minuti e 03. Rilancio con le mani per Donin, palla per Davì. Pallone per Sutton. Sutton viene chiuso in velocità, riesce a mantenere il pallone Amazza. Cesaroni, Davì, Amazza, la chiusura, Giappa per Sacon, viene anticipato. Li vediamo un po' sofferenti nella corsa i giocatori della Cam, molto più pimpanti quelli dell'Active Network Futsal. Vedete quanto è guizzante, poi cade a terra e qui ci sarebbe il time out. Eccolo qua, infatti è così. Calcio di punizione e time out per l'Active Network a 4 minuti e 12 secondi. Saranno un minuto di avere intensi, interessanti, perché siamo sul risultato di 3-1 con la formazione di casa che si è sempre mantenuta in vantaggio, aumentando progressivamente il gap dall'1-0 di Giappo al 2-0 di Donina, al 3-0 di Wolex all'interno della prima frazione di gioco, per poi subire la marcatura di La Medica dopo 5 minuti della ripresa, questo 3-1 che
consente alla squadra di Silvio Roscia di gestire un po' con tranquillità questo doppio vantaggio. Per quanto concerne invece i falli fatti, sono 4 quelli commessi dalla formazione di Roscia, 0 per quanto riguarda l'Active Network. Ed ecco qui che c'è il portiere di movimento, il power play col numero 23, Giacomo Lamedica, classe 1987. Intanto si riparte con questo calcio di punizione, vedremo se ci sarà un tiro diretto verso la porta difesa da Alessandro Fiorin. Invece no, si gestisce questo pallone con Davì. Si va a costituire la cosiddetta piramide con il classico movimento invece della parte difensiva della squadra che deve proteggere il risultato. Ferretti, la chiusura, attenzione Azzoni, Lamedica, la chiusura ancora della difesa e intanto il palo esterno colpito da Davì, palla che finisce veramente, eccolo qui, lo rivedete, il pallone, quel palo lì è stato battezzato varie volte in questa partita, ben 3 volte quel palo, l'aveva colpito esternamente prima Wolex e poi proprio in maniera più netta, e adesso l'abbiamo visto il palo colpito da Davì con pallone perso da Ugas che poi cade a terra, block, parte il tiro di Cesaroni, pallone che viene ribattuto da Sutton e rientrano in campo Azzoni e Giappa, anche perché adesso si riprenderà con il solito meccanismo della situazione dell'uomo in più all'interno della metà campo avversaria, il power play con Lamedica, lo vedete che è il portiere di movimento in possesso di palla ora. Davì in mezzo, Ferretti a botta sicura, la chiusura di Azzoni a 2,54. Davì, Cesaroni ha calciato e c'è stata la deviazione di Azzoni probabilmente, pallone che rimane a disposizione della formazione dell'Active Network Futsal in questi ultimi minuti, con Davì che cerca di dare là nuovamente il capitano per Lamedica, il tiro, la chiusura subito in velocità, attenzione Saccone, parte il tiro, la chiusura, però c'è la palla che sì, è stata toccata da un ultimo giocatore della Came e rientra Grossi Perez in questa situazione. Per qualche secondo rinuncia al portiere di movimento, ma si tratta proprio di qualche secondo perché rientra immediatamente Lamedica. Tanto il tempo scorre con l'Active Network che ha provato e quasi c'era riuscita ad accorciare le distanze 2 o 3 volte. Attenzione Giappa che a porta vuota non riesce, dopo aver ripreso il pallone, a calciarlo. Lamedica, Davì, Cesaroni, Curri, Davì, Cesaroni, capisce tutto Saccon e vediamo che l'ultimo tocco è da parte degli ospiti. 1,37. Oltre al punteggio chiaramente la Came può lavorare anche con il cronometro.
di guida. Pallone per Saccon, pardon, per Sutton, se lo allunga Ferretti. Ecco, rivediamo prima la possibilità di Saccon. Ferretti sta ricevendo indicazioni da parte dell'arbitro, vediamo cosa sta succedendo, non si capisce qual è il problema. Ah, deve essere asciugato il parquet. e 31 al termine di questa partita, meno di 90 secondi con questa circolazione di palla, con il power play da parte della formazione ospite che prova ad accorciare nuovamente le distanze. La Medica, vediamo se bisogna che affretti un po' i tiri, perché se no non c'è la possibilità di provare. E clamoroso questo rimbalzo con Cesaroni e Azzoni col pallone che finisce sul palo, e poi la rimessa laterale a favore della Came. Lungo rilancio per Giappa, che può far passare il tempo, ovviamente non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi. Infatti attenzione, perché c'è Saccon, il diagonale del numero 89, che costringe il portiere a una gran bella parata per cercare di tenere vive ancora le esigue speranze dell'Active Network Futsal in questi ultimi secondi. Pallone all'indietro, rilanciato, 41 secondi al termine. Solo un miracolo permetterebbe alla squadra ospite di riuscire almeno a pareggiare le sorti di questo incontro. Davì. Però c'è anche da sottolineare che in certi casi va anche tenuto conto della questione delle differenze reti, perché a parità di punti tanto Giappa non riesce a calciare, ora lo fa adesso, pallonetto e pallone che sorvola la traversa, non riesce a trovare la doppietta Giappa, ma ormai siamo alle battute conclusive con l'ultimo possesso di palla sostanzialmente da parte dell'Active Network, però lo perde Cesaroni. Vediamo se trova la marcatura l'Active Network. Davì! E il gol a 1 secondo e 0,5 dal termine. La richiesta di time out da parte di Silvio Rocha è proprio all'ultimo secondo, ed è proprio il caso di dirlo. È arrivato la marcatura di Davì 1 secondo alla conclusione. Questo time out richiesto da Silvio Rocha. Proprio nell'ultima azione a disposizione Davì è riuscito a realizzare, e quell'angolo lì diciamo che è stato abbastanza utilizzato in questa partita. È la terza marcatura da quella posizione sostanzialmente. Ed ecco qui che si conclude il match, risultato finale di 3-2. Nella seconda partita la prima vittoria stagionale per quanto riguarda la Came Treviso, per quanto riguarda invece la formazione ospite il seconda sconfitta consecutiva. Ci sono delle proteste un po' da parte della squadra
in maglia arancio-nera. Beh, comunque sia, si conclude qui il match. Giappa, Vera, Donin, Olex, La Medica e Davi, questi i 5 marcatori della partita, che si conclude con il risultato di 3-2. Da parte di Andrea Martucci un buon proseguimento di serata.